62esima Coppa 1 maggio, gara riservata alla categoria juniores e valida come prova di campionato regionale per quanto riguarda la regione Liguria, organizzazione affidata all'Unione Sportiva Ponzanese Ciclismo. Ci troviamo a Ponzano Magra e questa manifestazione che si avvale del patrocinio della provincia di La Spezia e del comune di Santo Stefano Magra, una prova che, come vi dicevo, assegnerà la maglia di campione regionale ligure sul circuito, sul tracciato che misura 102 km e 800 metri e che prevede una doppia ascesa verso la salita del Vezzano Ligure. Una prova quindi impegnativa, con al via alcune delle più importanti formazioni a livello regionale, ma con anche alcuni atleti che vengono da fuori regione. Andiamo quindi a ricordare i partecipanti al via. Vediamo le maglie della formazione che viene dal Piemonte, vale a dire la Madonna di Campagna, schierate nelle prime posizioni. Poi andiamo a ricordare la presenza della Big Hunter FP Auto Oceanese, del Pedale Vianova Madigan, dell'AS Team Airone, della Polisportiva Monsumanese, dell'Esperia Piasco, della Ponte Decimo Ciclismo, il team PBR ASD, il GB Junior Team, il team Prodotti Chiellini Tricificio RCG, il team Vettorini, l'ASD Noceto Cycling Team, l'Alci Stagno, la Casano Romagnano, la Promociclo Sezione Campania e l'Unione Ciclistica Coltano Grube. 85 gli atleti iscritti che transitano davanti alla nostra telecamera. Vediamo le maglie della Madigan nelle ultime posizioni del gruppo. Intanto con le immagini ci portiamo quindi con le prime fasi di corsa. Siamo adesso al chilometro di gara 13, vediamo un attacco. Si tratta del corridore che viene dall'Emilia, dorsale di gara numero 14 per Longagnani. Lo vediamo inquadrato adesso l'atleta del team Airone nelle prime fasi di corsa. Prova quindi una solo l'atleta di questa formazione, una formazione che vi dicevo viene dall'Emilia e che ha sicuramente in Marco De Vitis, già molto piazzato in questo inizio di stagione, uno dei punti di riferimento anche per la gara di quest'oggi. Nelle primissime posizioni le maglie del team PBR, quelle del team Prodotti Chiellini, poi ancora atleti della Madonna di Campagna nelle primissime posizioni. Qui vediamo inquadrato Francisconi nella prima a condurre il gruppo. Poi ecco qua gli atleti del team PBR che hanno tra le proprie fila l'azzurro Nicolò Bonifazio, già vincitore quest'anno di 3 gare. Una è sicuramente spicca il successo ottenuto nell'ultima tappa del Giro dell'Istria, lui che è sicuramente in questo momento l'atleta a livello italiano più in forma dell'intera categoria juniores. Con le immagini, dopo che abbiamo visto Germelli che cura il servizio di radioinformazione in corsa, torniamo nelle fasi della gara, perché al chilometro 24 si stacca una coppia della Polisportiva Monsumanese. Si tratta con il dorsale di gara numero 32 di Ceccanti, insieme a lui il suo compagno di squadra Fagnani, ma si sta riportando su di loro. Eccolo qua un altro atleta, maglia team Airone, ed è proprio Longagnani che aveva provato nelle fasi precedenti di corsa, quindi si forma un terzetto, anche se come vedete il gruppo chiude praticamente immediatamente con le maglie del team PBR lì davanti a cercare di tenere il gruppo compatto. In questa squadra l'ho già segnalato Nicolò Bonifazio, uno degli atleti più attesi quest'oggi, in quanto deve davvero confermarsi anche a livello regionale dei grandi successi ottenuti in questo inizio di stagione. La direzione di corsa è a cura di Giovanni Puppo. Qui vediamo il vice direttore di corsa, vale a dire Roberto Taponecco, che quindi va a coadiuvare l'organizzatore di questa manifestazione, Giovanni Puppo, nel compito di direzione di corsa. Chilometro 37 di gara, cambia ancora la situazione perché vediamo due maglie, una ancora del team Airone, attivissimi gli atleti di questa formazione. Adesso in seconda ruota è proprio Cerati del team Airone, mentre a fare l'andatura a cavallo dell'Esperia Piasco. Due formazioni quindi extraregionali in questo momento, due formazioni che quindi non vanno a contendersi il successo per quanto riguarda la maglia di campione regionale ligure che sarà assegnata in questa prova. Dorsale di gara numero 13 per Cerati, team Airone, dorsale di gara numero 38 per Cavallo invece
che milita nell'Esperia Piasco, e ancora in questo tratto in salita quando siamo a 3 km dal passaggio proprio da Ponzano Magra sotto lo striscione di arrivo, dove sarà posto il traguardo volante. Dietro vediamo che dal gruppo tenta di uscire ancora Fagnani per i colori della Polisportiva Monsumanese, ma il plotone, come vedete, lascia pochissimo spazio ad ogni tentativo di allungo. Infatti i due atleti che abbiamo visto inquadrati in precedenza hanno un vantaggio di 30 secondi nei confronti del gruppo adesso pilotato dal dorsale di gara numero 53, vale a dire l'atleta del GB Junior Team Nicolas Monti. Ma torniamo in testa, perché ormai siamo in vista del traguardo volante. Vedremo chi tra questi due atleti a questo punto se lo giocheranno loro due. Ormai 100 metri al traguardo volante, in testa a fare l'andatura a cavallo per l'Esperia Piasco, seconda posizione per Cerati del team Airone. Vedremo se ci sarà volata in questo caso, quindi traguardo volante ormai imminente, eccolo qua. Traguardo volante in questo momento che se lo aggiudica proprio cavallo dell'Esperia Piasco. Non c'è stata praticamente volata, i due hanno proceduto quindi di comune accordo, anche se il gruppo è lì vicino. Siamo però adesso in salita verso proprio l'ascesa verso Vezzano Ligure. Vediamo adesso un atleta al comando, si tratta del numero 16, lo abbiamo lasciato sfilare, vale a dire Giacomo Beretta del team Airone. Attivissimi gli atleti di questa formazione. Adesso il gruppo però sembra in grado di chiudere con le maglie della Casano Romagnano Guastini Group nelle primissime posizioni, ancora maglie Big Hunter nelle ruote subito dietro. Vediamo ancora scatti, qualche allungo sulla testa del plotone, ma per il momento nessuno sembra in grado di fare la differenza in questo primo dei due passaggi proprio da salita di Vezzano Ligure. Abbiamo visto Terlato per la Madonna di Campagna nelle primissime posizioni, ma adesso qui a metà salita comincia ad infiammarsi la situazione, in quanto come vedete allungano alcuni corridori. Si tratta di Maraffi per quanto riguarda la Noceto Cycling Team, poi si voltano ancora gli atleti. Eccolo qua un altro ragazzo, è Terlato proprio della Madonna di Campagna, ancora quindi una notevole selezione in questo tratto della salita. Come vedete qualche atleta perde leggermente contatto da questi uomini al comando. Chiude questo gruppo proprio Maraffi della Noceto Cycling Team, 4 atleti al comando: Maraffi, Noceto Cycling Team, Busuito per l'Esperia, Rolfo poi Pastorino per il GB Junior Team e Terlato per la Madonna di Campagna. Un tratto impegnativo in salita verso Vezzano Ligure, saranno 2 passaggi da questa località e questi 4 atleti se ne sono andati decisamente nei confronti dei più immediati inseguitori. Infatti adesso un centinaio di metri nei confronti del gruppo che vediamo proprio apparire in fondo a questo rettilineo, preceduto dalla moto di Germelli di Radio Informazione in Corsa, che quindi ci informa costantemente sui distacchi tra la testa della corsa e il resto del gruppo. In questo momento inquadrato con il dorsale di gara numero 36 Busuito per l'Esperia Piasco. Siamo ormai all'ingresso nella località di Vezzano Ligure, una cartolina da queste splendide colline sul Mar Ligure, ed eccoci ormai in vista del Gran Premio della Montagna. Ha allungato nei confronti degli ex compagni di fuga Busuito per l'Esperia Piasco, lo vediamo inquadrato in questo momento, atleta che milita in questa formazione importante, formazione di primo livello a livello nazionale, l'Esperia Piasco, che qualche anno fa aveva tra le proprie fila Draperi, che fu uno dei corridori più importanti a livello nazionale, era classe 1991 per Matteo Draperi. Eccoci qua con le immagini proprio al passaggio da Vezzano Ligure, con il solitario Busuito al comando dell'Esperia Piasco, che quindi sembra ormai in grado di aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna. Eccolo qua il gruppo che accusa un ritardo di una quindicina di secondi, maglie della Big Hunter Filtressianese a fare l'andatura. Vedete c'è stata una notevole selezione nel gruppetto all'inseguimento di Busuito, quindi già una prima notevole scrematura in queste fasi iniziali di corsa. Nella prima ascesa verso il Vezzano Ligure, quando abbiamo percorso 54 km di gara, quindi abbiamo superato metà corsa, in quanto la manifestazione misura complessivamente 102 km e 800 metri. E chiudiamo proprio con le ultime posizioni del gruppo. Abbiamo visto Giovanni Puppo che cura la direzione in corsa ed è anche
il principale organizzatore di questa manifestazione. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini della 62esima Coppa Primo Maggio, gara riservata alla categoria juniores e valida come campionato regionale ligure. Siamo tornati in pianura al chilometro di gara numero 61. È l'attacco di Marco De Vitis del team Airone, già molte volte piazzato in questa stagione, l'atleta della formazione emiliana, che quindi allunga in questo tratto in pianura, prova a fare la differenza nel tratto pianeggiante. De Vitis, uomo abbastanza veloce, si riporta su di lui Pastorino del GB Junior Team, l'abbiamo visto in precedenza, però come vedete il gruppo è davvero vicinissimo, quindi per il momento non si lascia spazio ad azioni importanti. Il gruppo sta controllando molto bene la situazione. Pastorino davanti, De Vitis alla sua ruota, il plotone ad una ventina di metri, quindi ancora una situazione particolarmente fluida. Ancora gli atleti avranno da affrontare la seconda ed ultima scesa verso il Gran Premio della Montagna di Vezzano Ligure, e quindi lì probabilmente si dovrebbe decidere la corsa. Vi ricordo il contributo importante a fianco dell'organizzazione di alcuni principali partner: la fabbrica centro commerciale, poi da segnalare il contributo della Decathlon, importante anche quello del Centro Verde SRL di Santo Stefano Magra, insieme a tutti gli altri che sono vicini a questa organizzazione: Maurizio Taddei, montaggio, assistenza gru, carpenteria in lega, ma tanti altri, tra cui vanno sicuramente segnalati la provincia di La Spezia ed il comune di Santo Stefano Magra, che hanno offerto il proprio patrocinio a questa corsa che lo scorso anno vide il successo di Gianmarco Pausani della Big Hunter, 2 anni fa la vittoria di Leonardo Bonifazio per l'Unione Sportiva Casano, 3 anni fa invece a vincere fu Andrea Fedi, mentre 4 anni fa il successo di Cristian Delle Stelle, oggi uno dei dilettanti sicuramente di spicco a livello nazionale. Siamo tornati in corsa, immagini che ci vengono dal chilometro 72 di gara, ancora attivissimo Busuito per l'Esperia Piasco, che vediamo in queste immagini si sta avviando verso il secondo traguardo volante di giornata. Eccolo qua il corridore dell'Esperia Piasco che transita quindi sotto lo striscione di arrivo, e adesso attendiamo il passaggio del plotone per capire il margine di questo atleta. È un gruppetto che anticipa il grosso. Andiamo a vedere chi sono i componenti. Con l'83 abbiamo Izzo della Promo Ciclo sezione Campania, poi Manzani e Gallesi per la Casano Romagnano, Pastorino per il GB Junior Team, Troia per la stessa formazione e Lavazza per il team PBR. Questi gli uomini che stanno inseguendo Busuito, solitario al comando. Vediamo, stanno facendo un po' di fatica adesso. Eccolo qua Oliviero Troia, atleta al primo anno nella categoria, poi arriva anche Lavazza del team PBR. Eccolo qua quindi la chiusura di questo gruppetto. Sono 6 uomini che stanno guidando l'inseguimento a Busuito dell'Esperia Piasco, che quindi è ancora solitario al comando con 30 secondi di vantaggio. Adesso è Vasoli che si riporta sui 6 più immediati inseguitori, e anche Rumsas del team Prodotti Chiellini Trecificio RCG, che sta cercando di riportarsi sui più immediati inseguitori di Busuito, che vediamo ancora inquadrato quando abbiamo percorso ormai 83 km di gara. Quindi diventa importante l'azione di Busuito, in quanto adesso siamo all'inizio della seconda scesa verso il Gran Premio della Montagna di Vezzano Ligure. Busuito adesso ha un vantaggio di 55 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori. Il cambio rota dà quindi anche questa tranquillità al corridore dell'Esperia Piasco, che ci sta davvero mettendo del suo, sta cercando un'impresa importante perché se n'è andato a circa metà gara, e adesso che siamo a 20 km dalla conclusione davvero il vantaggio è diventato importante. 55 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori. Eccoli qua, sono un drappello forte di una decina di unità. Vediamo le maglie della Big Hunter nelle primissime posizioni, poi al centro gruppo scorgiamo l'inconfondibile sagoma di Oliviero Troia e l'atleta ligure che milita nella formazione GB Junior Team, a chiudere anche le maglie della Casano Romagnano. Eccolo qua quindi questo gruppetto che insegue a 55 secondi, e il resto del gruppo invece accusa un ritardo di 1 minuto e 44, quindi diventa un'azione importante quella di Busuito. Ci ha provato davvero in un momento che sembrava essere poco propizio per lui, ma adesso sta davvero raccogliendo i frutti di uno scatto azzardato, uno scatto importante, perché ormai siamo in vista del Gran Premio della Montagna
verso Vezzano Ligure, ce la sta mettendo tutta il corridore dell'Esperia Piasco, perché davvero a questo punto, dopo tanti chilometri di fuga solitaria, meriterebbe il successo, un successo importante per lui. Si sta avviando quindi verso il Gran Premio della Montagna. Ancora non è detto niente, perché infatti adesso i più immediati inseguitori sono segnalati in rimonta in questo tratto in salita, però ci sta impegnando ancora a tutta Busuito dell'Esperia Piasco in questo tratto in salita. Vedete l'andatura composta sulla sella per lui in salita verso Vezzano Ligure, dorsale di gara numero 36, inquadrato in questo momento dalle nostre telecamere in queste bellissime immagini, e lo sguardo verso la pianura dominata dal Vezzano Ligure, 250 metri al Gran Premio della Montagna, che se lo aggiudica Davide Busuito. Ormai infatti gli altri atleti sono segnalati sì in rimonta, ma troppo vicino per Busuito il Gran Premio della Montagna, troppo lontano invece per gli inseguitori il fuggitivo solitario al comando, che quindi si aggiudicherà il Gran Premio della Montagna. Lui che si era aggiudicato anche il primo Gran Premio della Montagna ed il traguardo volante, il secondo traguardo volante di giornata, quindi sta sicuramente facendo incetta di traguardi intermedi Busuito dell'Esperia Piasco. Vedremo se riuscirà a resistere fin sotto il traguardo. È ancora ottima la sua azione, nonostante siamo ormai a 85 km di gara, quindi ne mancano una 15-16 alla conclusione, però nonostante questo tratto in salita Busuito sta spingendo ancora molto bene, si alza ancora sui pedali in vista ormai del Gran Premio della Montagna. Eccolo qui Busuito in prima posizione. Adesso andremo a vedere alle sue spalle, c'è un terzetto ancora, eccolo qua, abbiamo Rubini della Casano Romagnano, poi Troia, poi Vasoli, poi arriva Felloni, ancora Pastorino che transita in sesta posizione al GPM. Ecco un altro atleta della Casano, si tratta di Manzani. Andiamo a vedere alle spalle, con 50 secondi di ritardo arriva anche questo drappello, la sagoma anche di Nicolò Bonifazio in questo gruppo, l'atleta di cui vi ho parlato in apertura di trasmissione, vincitore quest'anno già di 3 importanti manifestazioni, tra cui spicca il successo nell'ultima tappa del Giro dell'Istra ottenuto con la maglia della nazionale azzurra. 50 secondi dalla testa della corsa il ritardo per gli uomini che abbiamo visto inquadrato, mentre qui siamo tornati sulla testa con Davide Busuito a 10 km dalla conclusione, che come vedete ormai ha un risicato vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, che sono segnalati a 15 secondi. Eccolo qua Davide Busuito, davvero autore di una bella prestazione, ci ha messo sicuramente del suo, ci ha provato il corridore della formazione Esperia Piasco, lui che è nato il 10 aprile 1993, quindi atleta al secondo anno nella categoria. Questi sono i più immediati inseguitori, vediamo con il numero 71 Rubini, alla sua ruota Vasoli, poi Oliviero Toria, poi ancora Pastorino. Sono due le maglie del GB Junior Team che vanno a chiudere questo drappello, mentre poi abbiamo la maglia per Rubini della Casano Romagnano e per Vasoli della Big Hunter Filtre Ortonovese. E con le immagini invece sul resto del gruppo, lo avete visto pilotato da Nicolò Bonifazio, dorsale di gara numero 48, alla sua ruota Lavazza, Pozzoli, Manzani, D'Ambrosio, Malaffi e Felloni, che vediamo in questo momento chiudere il drappello degli atleti che inseguono i controattaccanti e il fuggitivo solitario al comando, che ormai davvero in vista di un ricongiungimento ormai si stanno rimescolando le carte, perché come vedete si ricompatta il gruppo degli uomini al comando, si forma quindi un drappello forte di una quindicina di unità. Qui Lavazza che prova a forzare i tempi in questo tratto in leggera salita, ma davvero a questo punto un rimescolamento totale delle carte in vista ormai degli ultimi chilometri di gara. 4 chilometri al traguardo, andremo a vedere l'evolversi di questa situazione. Ancora tutti assieme i 15 uomini al comando, a fare l'andatura è ancora Busuito sulla testa del gruppetto. A questo punto probabilmente si metterà a disposizione dei compagni di squadra, ma scatta ancora davvero importante la prestazione del corridore dell'Esperia Piasco. Davide Busuito prova ancora ad allungare, poi lo scatto più deciso, quello del dorsale di gara numero 5, vale a dire Vasoli della Big Hunter Filtre Seanese. Alla sua ruota prova a portarsi adesso un atleta in casacca Casano Romagnano. Insomma, davvero questo grande finale, gli atleti stanno attaccando ancora in questi ultimi chilometri per cercare di evitare la conclusione allo sprint che comunque sarebbe
una volata davvero ristretta, in quanto sono pochi gli atleti rimasti lì davanti. Lì abbiamo visto con il numero 56 Oliviero Troia, uno dei plurivittoriosi della passata stagione nella categoria allievi. Sta provando l'allungo, ecco, questo è un allungo importante. Ottimo passista Troia, guadagna qualche metro nei confronti degli avversari e quindi diventa importante l'azione di Troia. Alle sue spalle invece con il dorsale di gara numero 5 per la Big Hunter Filtré ortonovese Vasoli, ma Troia sta spingendo davvero forte l'atleta ligure del team GB Junior Team. 3 km alla conclusione, ottima la pedalata di Oliviero Troia. Vedremo se questa azione potrebbe essere davvero decisiva. Sta spingendo molto forte l'atleta e quindi che adesso sta portando questa importante azione. Lo scorso anno tanti successi per lui, importanti vittorie, tra cui spicca sicuramente quella ottenuta nella Coppa Dino Diddi, quella ottenuta nella Roubaix di Casaguidi, ma attenzione perché alle sue spalle si riporta un altro dei favoriti della vigilia, vale a dire Niccolò Bonifazio. Insieme a lui con il dorsale 71 invece Riccardo Rubini, questo terzetto importante lì davanti, ma come vedete il resto degli atleti è davvero vicinissimo e quindi a questo punto crediamo che possa esserci un epilogo in una volata restretta. Vediamo comunque come si svolgeranno questi ultimi chilometri di gara. C'è tentativo di quindi cercare collaborazione. Adesso si porta davanti dorsale di gara numero 5 Vasoli per la Big Hunter, poi ancora cambi regolari comunque in testa. Eccoli qua, 6 atleti al comando, li vediamo inquadrati in questo momento. Prova adesso ad allungare sempre per il GB Junior Team Pastorino, atleta anche lui di ottima qualità, lui che è nato il 18 luglio 1993, prova ad allungare, guadagna qualche metro. Stanno correndo all'attacco i due atleti del GB Junior Team, vogliono evitare uno sprint dove sicuramente il più veloce sarebbe Niccolò Bonifazio del team PBR. Ormai 2 km alla conclusione per questi uomini che vediamo inquadrati, ultimi metri di gara, quindi ultimi 2000 metri di corsa. Ormai con la nostra telecamera ci portiamo sul traguardo in attesa dell'epilogo di questa 62esima edizione della Coppa Primo Maggio, organizzazione affidata all'Unione Sportiva che ha allestito questa corsa, vale a dire l'Unione Sportiva Ponzanese Ciclismo. Ormai tutto pronto per lo sprint, eccolo qua, è una volata ristretta che deciderà l'epilogo di questa manifestazione. Lanciato lo sprint in questo momento, vedremo chi riuscirà ad uscire. Sono le maglie del GB Junior Team sulla testa che provano ad evadere, ad allungare. È Pastorino in questo momento davanti, ma vediamo se Pastorino ce la fa. Attenzione perché esce e con uno spunto vincente Niccolò Bonifazio davanti a Pastorino. Terzo Troia, quarto Manzani, quinto D'Ambrosio, seguono Pozzoli, Busuito, Rubini, Lavazza e Felloni. Quarta vittoria stagionale per Niccolò Bonifazio del team PBR, che si laurea anche campione regionale ligure, quindi un grande successo per lui. Il quarto stagionale, una stagione da incorniciare per l'atleta di Diano Marina che precede Leonardo Pastorino del GB Junior Team. In terza posizione Oliviero Troia. Questo è l'epilogo, il regale podio della Coppa Primo Maggio 62esima edizione. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste realizzate ai protagonisti dal collega Giacomo Vezzani. Con noi il terzo classificato, Oliviero Troia. Allora Oliviero, ti abbiamo visto molto attivo per quanto riguardava la gara, scatti contro scatti, però poi sei riuscito a prenderti un bel terzo posto. Sì, dovevo essere attivo perché sapevo che quando arrivavamo in volata con Bonifazio era il più forte e dovevo portare via la fuga. Non ce l'ho fatta, ho provato fino alla fine e alla fine mi sono dovuto accontentare del terzo posto. Secondo classificato Pastorino Leonardo. Leonardo, un secondo posto un po' amaro possiamo dire, un arrivo in volata comunque contro un Niccolò Bonifazio già vincitore anche in maglia azzurra. Sì, ci eravamo già messi d'accordo con la squadra di cercare di far fuori Niccolò perché comunque l'arrivo in volata sarebbe stato suo e niente, io ho provato a anticipare a 1 chilometro e Niccolò mi ha passato ai 50 metri più o meno. Non c'è stato niente da fare, secondo posto va bene così. Il vincitore di oggi, Niccolò Bonifazio, già maglia azzurra e già vincitore anche al Giro d'Istria. Niccolò, a distanza di 2 anni, dopo la vittoria di tuo fratello, anche te qui oggi, prendendoti anche la maglia di campione regionale ligure. Sì, non ci sono arrivato in formissima, però sono riuscito a difendermi bene sulla salita.
grazie ai miei compagni siamo riusciti a rientrare gli ultimi chilometri e poi abbiamo fatto una bella volata e siamo riusciti a vincere. Un bellissimo guizzo da parte tua, uscito negli ultimi 50 metri. Abbiamo sentito che tante squadre volevano provare a farti fuori da quelli che erano i giochi in volata, ma non ci sono riusciti. Sì, sono partiti all'ultimo chilometro tre ragazzi e poi c'è stato un po' di scatti, sono riuscito a infilarmi dietro un toscano e mi ha lasciato 200 metri e sono riuscito a sprintare bene e a vincere. Simone Mannelli, presidente della revisione conti della Federazione Ciclisti Italiana. Insomma, Simone, quest'oggi ti troviamo qui su questo tracciato che era adibito al campionato regionale Ligure. Una grande presenza la tua per questa corsa, possiamo dire, importante. Certo, la corsa è importante a prescindere dalla mia presenza. La mia presenza è giustificata dal fatto che io sono un socio, diciamo, di questa società, nel senso che è una società spezzina di cui faccio parte. E fra l'altro sono particolarmente legato a questa corsa perché è stata la prima gara che ho fatto come direttore di corsa, quando svolgevo il ruolo di direttore di corsa, e quindi sono rimasto all'interno dell'organizzazione anche perché prima di tutto sono amici e poi chiaramente sono vicino a tutte le società spezzine liguri, ma questa in particolare, ecco. Alessio Baudone, vicepresidente della Federazione Regionale Ligure. Insomma, Alessio, abbiamo passato una stupenda giornata di ciclismo in memoria, diciamo, possiamo dire, finalizzata a quello che era il campionato regionale qui oggi. Certo, è una prova di campionato regionale, devo dire che ha vinto il migliore, ha vinto l'Azzurro, ha vinto Bonifazio, sono pienamente contento, mi dispiace per i corridori spezzini, ma purtroppo ha vinto un corridore che ha vinto una corsa all'estero con la maglia nazionale. La corsa è andata bene su tutti gli aspetti e devo ringraziare la Ponzanese perché tutti gli anni si impegna arduamente a organizzare questo campionato regionale. Gnaga Mario, presidente della federazione provinciale. Allora Mario, anche quest'oggi un grande vincitore per quanto riguarda questa gara. Sì, naturalmente un grande vincitore, ma io soprattutto voglio ringraziare la società ponzanese che come sempre ha organizzato una corsa magnifica. Oggi sapevamo che anche il traffico, essendo anche il 1° maggio, però visto che tutto è andato bene, lo staff dirigenziale è ottimo, di questo non avevo dubbi, anche le moto, insomma è andato tutto bene, questo sono contento. Quest'anno è anche la 62esima edizione di questa Coppa del 1° maggio, noi come provincia ci teniamo tanto e oggi anche il vincitore, un degno vincitore, ha valorizzato sempre di più l'Albo d'Oro che vanta dei nomi favolosi, basta guardare, ha vinto sempre dei grandi campioni che poi hanno sfondato anche nel mondo ciclistico. Con noi il sindaco di Santo Stefano Magra, Mazzanti Iuri. Allora Iuri, quest'oggi è una giornata stupenda data da un bellissimo sole che ha illuminato questo campionato regionale. Assolutamente, l'appuntamento del 1° maggio con la corsa e col campionato regionale è ormai una, diciamo così, una tappa fissa, no? Per quello che è sia il movimento ciclistico provinciale che poi ormai per il mio comune. Siamo a celebrare, se vogliamo, una corsa che ha superato le 60 edizioni e che dall'altra parte fa parte ormai della tradizione di Santo Stefano, nascendo addirittura subito, immediatamente dopo il dopoguerra, con il Gran Premio dei Ceramisti. Quindi una grande soddisfazione per noi per questa tradizione che continua e un ringraziamento di cuore alla Ponzanese Ciclistica che porta avanti, diciamo così, questa manifestazione così importante per tutti noi. E tra l'altro complimenti perché oggi la tappa, mi dicono, grazie alla temperatura e grazie insomma al tracciato, è stata per davvero molto entusiasmante. Gianni Pupo, organizzatore di questa gara qui oggi, gara riservata alla prova del campionato regionale. Insomma Gianni, grandissimo sole, bellissima giornata e grandissima organizzazione da parte vostra. Sì, un'organizzazione bellissima, devo ringraziare tutti i volontari che mi dà una mano per questa riuscita. Le forze dell'ordine che quest'anno sono state veramente impeccabili, ogni biglio, ogni comune c'erano le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale, gli sponsor, ringrazio tutti e anche per la riuscita, che è sempre più difficile fare le corse, perché sempre più corse, poi c'è meno corridori perché c'è il Giro della Toscana, noi purtroppo è 62 anni che si fa il 1° maggio e la data noi ci penalizza un po', però siamo contentissimi, sono partiti 80 corridori, ne è arrivati 30, 35, quindi meglio di così penso che non poteva andare.